basso dal 2009, la produzione industriale torna a scendere, a luglio cali decisi su base mensile e su base annua, in diminuzione dell'1% su giugno, dell'1,8% invece rispetto all'anno precedente. E poi ancora l'ANSA mette in prima pagina le parole della segretaria CGIL Camusso: riforme non bastano per crescita, occorre creare lavoro. Ma anche la notizia lanciata oggi dal Corriere della Sera sul caso di Iara Gambirasio. Massimo Giuseppe Bossetti, accusato dell'omicidio di Iara, quel 26 novembre 2010 non andò al lavoro, secondo le relazioni di SCO e ROS, Polizia e Carabinieri, in base alle perizie tecniche eseguite e alle testimonianze raccolte. Il fatto smentirebbe clamorosamente, scrive l'ANSA, quanto da subito affermato dal muratore, che quel giorno aveva detto di essere andato in cantiere. E sempre dalla prima pagina dell'ANSA, fiamme al Policlinico Umberto I a Roma, i sono stati evacuati. Un incendio è divampato questa mattina alla prima clinica chirurgica del Policlinico Umberto I di Roma. I pazienti evacuati dai vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato le camere operatorie nei pressi dell'ingresso. Questi gli argomenti di prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani. Intanto adesso un po' in maniera sparsa, ma ci sono diverse cose da puntualizzare. Rimanendo ai temi di politica interna, c'è da segnalare il commento molto puntuale di Domenico Cacopardo su Italia Oggi a proposito di una vicenda che ci ha tenuto compagnia per settimane e mesi, lo scandalo del Mose di Venezia, puntualmente scomparso da tutte le cronache, visto che era bipartisan e anche molto, come dire, orientato sulle malefatte del Consorzio Venezia Nuova, dove trovavano accoglimento istanze di sinistra, belle corpose, e di destra pure. Il Mose e lo scandalo che ne ha preso il nome, da attribuire però al Consorzio Venezia Nuova e a una larga combriccola di funzionari e di politici, non possono essere seppelliti nel tombarello del ministro Lupi. Che cos'è il tombarello? Scrive Domenico Cacopardo su Italia Oggi. Il tombarello è un cassetto, anzi un retrocassetto, dell'archivio del Ministero delle Infrastrutture, nel quale vengono abbandonati dossier e documenti scottanti. Sono passate tante acque alte in laguna, è quasi finita l'estate, e allegramente il ministro delle infrastrutture, Maurizio Lupi, si occupa d'altro. Si occupa di varare un nuovo piano infrastrutturale dai contenuti così poco attendibili, si pensi alle ipotizzate nuove ferrovie Messina-Catania, Messina-Palermo, i cui tempi di progettazione e realizzazione si misurano in decenni. Un piano così poco attendibile da farlo classificare come l'ennesimo libro dei sogni venduto al pubblico per farlo stare buono. È senza garanzie che non si ripetano le malversazioni a cui siamo ormai abituati. Sarebbe bastato poco per mettere coi piedi per terra il sistema delle opere pubbliche, scrive Cacopardo. Presentare un rapporto sull'opera più misteriosa d'Italia, quella variante di valico che sembra persa nella memoria e nelle grasse pieghe dei bilanci di Atlantia, Benetton, l'ex gloriosa Autostrade, e avviare un processo di risanamento economico di un altro intervento di portata storica, appunto il Mose di Venezia. Qui il problema è semplice. È accertato dall'autorità giudiziaria che il Consorzio Venezia Nuova ha distribuito un mare di soldi in giro, tra sponsorizzazioni, erogazioni a enti e persone fisiche, a politici e a funzionari. Ora, ci vuole un sembra, vista la nebbia fitta, che nasconde la situazione reale. Infatti sembra che per dare una parvenza di legalità a alcune erogazioni di denaro, il magistrato alle acque abbia addirittura inserito nelle equip progettuali del Mose impiegati di tutti i generi, quindi anche non tecnici, ai quali annualmente, in base alla legge sugli incentivi alle progettazioni in-house, cioè all'interno della stessa azienda, venivano erogati compensi a 4 zeri a carico del Consorzio Venezia Nuova. Poiché il Consorzio Venezia Nuova aveva una sola voce al capitolo ricavi, i pagamenti del magistrato alle acque, tutti i soldi dissipati erano e sono dell'erario, cioè della collettività, dei contribuenti, per i quali sono configurabili vari reati, dalla truffa ai danni allo Stato, all'estorsione, alla corruzione, al peculato e via dicendo, per questi soldi e per queste erogazioni. Ovviamente questo non basta al ministro Lupi per disporre una due diligence, cioè una analisi contabile che stabilisca a quanto ammonti la differenza tra l'incassato e il giustificatamente speso
e nemmeno per chiedere la nomina di un commissario al consorzio e alle imprese che ne fanno parte. Del resto questa osservazione Cacopardo l'aveva già fatta ed è del tutto logica. Perché non fare un'analisi contabile vera da parte del Ministero, visto che sono tutti soldi pubblici? Questo è il punto di partenza. Il consorzio Venezia Nuova aveva una sola voce in entrata, soldi pubblici. E allora perché il Ministro delle Infrastrutture non fa un'analisi contabile seria per vedere quanto è stato incassato, quanto distribuito legalmente, legittimamente e quanto no, cioè quant'è la perdita per la collettività, i cittadini, i contribuenti? E perché non nominare un commissario a questo consorzio che si è verificato essere un luogo dove si distribuivano allegramente fondi pubblici? C'è tuttavia un capitoletto ancora da esplorare, rimuovendo il muro di silenzio che sommerge la sede del magistrato alle acque e il Ministero delle Infrastrutture. Si tratta dei collaudi ripartiti tra innumerevoli commissioni che si turnavano nell'effettuare la revisione delle attività realizzative del consorzio, fino all'ultima pensata dall'ingegnere Ciriaco D'Alessio, presidente del magistrato alle acque fino a pochi mesi fa. Una commissione di collaudo dei collaudi che erano già stati fatti. Insomma, si è creata una commissione per collaudare i collaudi già fatti, in modo da stabilire se le opere collaudate a spezzatino poi stanno tutte insieme nel progetto finale. Componenti della commissione di collaudo dei collaudi già fatti sono il dottor Pietro Ciucci, presidente dell'ANAS, e il dottor Vincenzo Fortunato, già consigliere del Tribunale amministrativo, capo di gabinetto di vari ministri da Di Pietro a Tremonti, dal 2002 professore ordinario e privo degli impedimenti imposti quindi a un magistrato. Un terzo componente, funzionario della Regione Veneto, non ha accettato l'incarico e si è giustamente, scrive Cacopardo, tirato fuori. L'aspetto scandaloso di quest'ultima commissione di collaudo dei collaudi già fatti è che nessuno dei due membri in carica, Ciucci e Fortunato, ha le competenze tecnico-ingegneristiche che sono il presupposto per rivestire un ruolo di rilevante e pubblica certificazione. L'uso di costituire commissioni miste, ingegneri e amministrativi, è risalente agli anni 50, quando accadeva che le opere realizzate presentassero delicati e complessi problemi giuridici, ma la prevalenza era sempre delle componenti ingegneristiche. Ciucci, presidente dell'ANAS, è laureato in economia. Vincenzo Fortunato, uno dei boiardi più ricchi della storia d'Italia, tra l'altro, già consigliere del TAR, capo di gabinetto e bla bla bla, componente di questa commissione di collaudo dei collaudi già fatti al Mose di Venezia. Fortunato è laureato in legge. Una commissione, quindi, la loro, che non ha qualifiche per svolgere un incarico tecnico di collaudo, sebbene sia di collaudo di collaudi già fatti. Ora, il successore del magistrato alle acque D'Alessio, il dottor Daniele, ha revocato l'incarico e fin qui tutto bene, salvo il fatto che i Dioscuri Ciucci e Fortunato avrebbero presentato ricorso al TAR, quando si dice la faccia tosta, scrive giustissimamente Domenico Cacopardo su Italia Oggi, a proposito del Mose, del quale ormai parla più. Per fortuna che oltre al Mose c'è l'Expo, e qui entriamo nel meraviglioso capitolo dell'albero della vita. Se non l'avete visto, difficile se leggete i giornali o guardate la TV, è una realizzazione fantastica, spettacolare, meravigliosa, che servirà da simbolo, sostanzialmente da icona, del padiglione Italia al prossimo Expo 2015. È cambiato il progetto, per fortuna della tasca pubblica, perché si parlava di 8 milioni di euro, ne spenderemo meno, ma pur sempre abbastanza. Però siamo davanti a un capolavoro tale che legittima qualsiasi scelta di spesa. Il magistrato anticorruzione e garante della legalità in Expo Cantone ha detto che prima vuole vedere le carte. C'è stato un vertice dal magistrato anticorruzione con il commissario all'Expo Giuseppe Sala e l'opera, si dice, sarà finanziata da un gruppo di sponsor privati, come titola il Corriere della Sera, salvo poi scoprire che in realtà gli sponsor privati ci mettono una parte, ma un'altra parte ce la mette la tasca pubblica. In ogni caso il via libera ultimo e definitivo all'albero della vita, l'annunciata e controversa opera simbolo dell'Expo di Milano, ancora non c'è, racconta oggi il Corriere della Sera. L'iniziale e in gran parte abbandonato progetto di Marco Balic
È comunque all'ordine del giorno ancora. È stata confermata la disponibilità di un sistema di imprese bresciane, che si sono costituite col nome di Orgoglio Brescia, a farsi carico della progettazione esecutiva, costruzione dell'opera e direzione dei lavori dell'Albero della Vita. L'Albero della Vita sarà ridimensionato, una struttura meno complessa. L'impegno dei bresciani vale 3 milioni e mezzo di euro circa. C'è poi il capitolo tecnologie, perché questo meraviglioso Albero della Vita sarà ricco di giochi di luce e di colore, quelli che piacciono tanto ai bambini, agli spettatori dell'Expo, che verranno comunque garantiti. Il Politecnico di Milano ha assicurato la disponibilità a preparare le specifiche del capitolato di gara per gli allestimenti scenografici e tecnologici. La spesa prevista dunque è di circa 3 milioni e mezzo di euro. 2 milioni verrebbero, e colpisce il condizionale, verrebbero, quindi leggiamolo all'indicativo presente, forse 2 milioni vengono garantiti da uno sponsor, Pirelli, mentre la parte restante dovrà essere pagata da Expo, soldi pubblici, cioè almeno 1,5 milioni, che sono sempre meno degli 8 iniziali. La società BVS di Marco Balic, che ha firmato il progetto dell'Albero della Vita, è nata pochi giorni prima di firmare il contratto. Anche questo è abbastanza interessante. 2 milioni di euro sono già andati alla società del progettista dell'Albero della Vita, questa meraviglia fantastica, fantasmagorica che piace tanto ai bambini, agli spettatori e ai visitatori dell'Expo, con tante belle luci, eccetera, eccetera. 2 milioni di euro sono andati alla società di Balic, il progettista del fantastico, meraviglioso Albero della Vita, che a sua volta ha dovuto retribuire consulenti e società affiancate. Tuttavia, l'ambasciatore di Expo, Vittorio Sgarbi, ha detto un paio di osservazioni a proposito di questo fantastico, meraviglioso Albero della Vita. Mi sembra opportuno dire, ha detto Sgarbi, che se si continua a insistere sulla cosiddetta opera simbolo, il cosiddetto Albero della Vita, una carnevalata o un'americanata buona per Las Vegas, inutilmente dispendioso, simbolo di un'Italia che non esiste, estranea alla bellezza e alla civiltà artistica che abbiamo faticosamente inteso far riemergere a Milano, ebbene, se si insiste sulla cosiddetta opera simbolo, il cosiddetto Albero della Vita, è inutile scomodare i bronzi di Riace. Ma poi vogliamo essere sinceri, ma come possono stare a fianco una meraviglia come l'Albero della Vita e 2 pezzi di bronzo schifoso come i bronzi di Riace? Se voi avete visto, o se non l'avete visto potete andare a pagina 3 della cronaca milanese del Corriere di oggi, questo Albero della Vita è una cosa fantastica. Parte da terra con una serie di ghirigori a forma di quadrato o sostanzialmente sì, più o meno di romboidi, diciamo così. Questo romboide poi a un certo punto si alza e comincia a diventare la radice e il tronco dell'Albero della Vita. Sono tutte cose, strutture metalliche fondamentalmente, che mantengono la loro andatura romboide, diciamo così. Si intorcinano un attimo verso il centro e poi si aprono sopra, dove i rombi si riallargano. Il tutto naturalmente corredato di fantastiche luci, di giochi di tecnologia varia, per stupire i bambini, i visitatori, i cittadini che ci hanno già messo 2 milioni e ce ne metteranno almeno un altro e mezzo, 1,5 ancora. Poi, sempre che Pirelli garantisca i 2 milioni mancanti ancora, di euro naturalmente. Ma in mezzo poi sono previsti anche simpatici giochi di tricolore, perché ci sono i fumi bianchi, rossi e verdi che danno l'idea della patria, della bellezza, appunto. Giustamente dice Sgarbi, una roba così meravigliosa, cosa facciamo? Ci mettiamo di fianco 2 schifosi bronzi di Riace? Non sia mai. Ma a Milano c'è tanta bella roba da vedere e da fare, perché ci sono anche, prima dell'Expo, una serie di altre grandi mostre, concerti, spettacoli, da lunedì prossimo fino al 31 dicembre. Si fa festa a Milano, ragazzi. Qui è una città che vive, che pulsa e che respira secondo le indicazioni del direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. È una città, finalmente, Milano, che sa cogliere la bellezza a ogni piè sospinto, a ogni sguardo girato. C'è bellezza ovunque e c'è un sacco di roba da festeggiare a Milano, da Chagall ai rifugiati politici. Tanto sono la stessa cosa, un'opera d'arte di Chagall e una performance di rifugiati politici. Del resto, come ha detto la Presidente della Camera, i rifugiati o coloro che arrivano coi barconi in Italia sono una prefigurazione dello stile di vita che dovremmo avere tutti noi in futuro. Ha detto esattamente così la Presidente della Camera, Laura Boldrini. Sono una immagine, una prefigurazione di quello che dovremo essere noi domani. Tutti cittadini a mo' dei barconisti, diciamo, di coloro che viaggiano con i barconi. È il nostro futuro, ha detto Laura Boldrini.
di progresso in progresso, Chagall e i rifugiati politici sono due delle attrazioni fra 200 eventi. Pensate un po' che bellezza che è Milano, quanta bellezza si respira a Milano in questo periodo. 200 eventi per il semestre di presidenza di turno dell'Unione Europea per omaggiare Renzullo, il Premier Bullo. Grandi mostre, concerti e spettacoli da lunedì al 31 dicembre. Il sindaco di Milano Pisapia dice che Milano è il cuore d'Europa e questo non è che un antipasto del 2015. Si va dunque dalla grande retrospettiva, e ce ne informa oggi giustamente il giornale di Sallusti a pagina 3 della cronaca milanese. Si va dalla grande retrospettiva dedicata a Marc Chagall, oltre 220 opere di Chagall in mostra a Palazzo Reale dal 17 settembre al 1 febbraio, fino alla performance intitolata Io, rifugiato politico, che vedrà sul palco del Teatro Officina il 24, il 25 e il 26 ottobre una quindicina di richiedenti asilo che sono in carico al Comune di Milano, perché questa umanità che bussa alle porte dell'Europa venga finalmente riconosciuta come risorsa viva e non solo come emergenza disperata. E questo è il doppio binario, scrive il giornale, di Milano cuore d'Europa. È il titolo di una rassegna di oltre 200 tra eventi e concerti, esposizioni e spettacoli che è in programma da lunedì prossimo fino al 31 dicembre. Per accompagnare il semestre di presidenza italiana di Renzullo dell'Unione Europea. Questo programma, hanno puntualizzato il sindaco Pisapia e l'assessore alla cultura, tutta una parola sola naturalmente, cultura, Filippo Del Corno, sarà un antipasto verso i mesi di Expo, in cui Milano sarà al centro del dibattito mondiale. Attraverso gli eventi vogliamo anche promuovere il dialogo tra culture diverse e offrire l'occasione per riflettere sul tema della cittadinanza europea. Ce n'è per tutti, a partire dalle grandi mostre. Un giorno dopo Chagall si apre a Palazzo Reale la rassegna su Segantini, 120 opere. Dal 18 ottobre si aggiunge Van Gogh, mentre al Museo del Novecento il dialogo tra due artisti, Yves Klein e Lucio Fontana. 36 i concerti eseguiti in diversi spazi e teatri milanesi, dall'Orchestra Filarmonica Ceca alla Baroque Orchestra. Gli appuntamenti più importanti della Scala, il Requiem di Verdi, diretto da Riccardo Sciailli in omaggio a Claudio Abbado, e tutto il resto. Insomma, sono più di 200 eventi, fra cui spiccano la mostra di Chagall e Io, rifugiato politico, sul palco del Teatro Officina, dove una quindicina di richiedenti asilo in carico al Comune di Milano si esibiranno perché l'umanità che bussa alle porte dell'Europa venga finalmente riconosciuta come risorsa viva e non soltanto come emergenza disperata. 200 eventi per il semestre europeo e milanesi. Finitela di lamentarvi, pagate intanto la Tasi e godetevi lo spettacolo. Nella casa Bene, a proposito di tasse, prima della Tasi bisogna pagare la Tari, perlomeno a Milano. C'è un'intervista citata stamani di straforo in rassegna stampa ad Arthur Laffer, l'economista della famosa curva omonima,
cioè meno tasse più incassi da parte dell'erario, l'economista di Ronald Reagan. Bisogna riconoscere una volta per tutte, dice intervistato oggi da Repubblica Arthur Laffer, che gli eccessi tributari sono dannosi per l'economia, cioè troppe tasse fanno male all'economia. Non c'è bisogno di altre dimostrazioni. In Europa e in Italia in particolare è stato ampiamente superato il livello di equilibrio, il punto oltre il quale se si aumentano le tasse diminuiscono le entrate dello Stato. Si insegue il pareggio di bilancio, il dogma europeo, che non si raggiunge mai e si seminano disoccupazione e malcontento sociale, dice Arthur Laffer, classe 1940, economista di Stanford, autore della famosa curva che porta il suo nome. È una parabola la curva di Laffer. Se si aumenta troppo l'imposizione fiscale, le entrate fiscali anziché salire crollano. Le aziende chiudono, si perde la spinta a intraprendere attività economiche e l'imposizione del 100% è uguale a quella dello 0%. Va identificato il punto oltre il quale le tasse diventano dannose. Sulla base di questa intuizione, Laffer divenne economista di Reagan e artefice di un'invidiabile crescita economica. Avevamo ritmi di crescita cinesi, ricorda l'economista, l'8-9% all'anno. Tutto si è infranto sugli errori non di Clinton, ma di George W. Bush. Porta personalmente, insieme ad altri, la colpa della crisi del 2008. Come risalire verso la parte virtuosa della curva di Laffer? Primo, pagare meno, ma pagare tutti. In America siamo a livelli scandalosi. Warren Buffett, con le deduzioni e i sotterfugi varati da Bush, paga l'1% del reddito in tasse e Bill Gates, con la sua fondazione, ha un budget maggiore di quello del governo e detta la politica in Africa. Lo stesso in Europa. Tagliando i benefit sui ricchi si può arrivare a un'aliquota percentuale unica, la famosa flat tax di cui parlavamo ieri col professor Borghi, di cui ha parlato il segretario leghista Salvini anche negli ultimi giorni. Tutt'al più 2 aliquote, come facemmo con Reagan, e il gettito totale aumenta. Poi va ridotto il perimetro delle attività statali, serve un cambio culturale. Troppe tasse riducono la volontà di investire e di lavorare. Lo Stato deve garantire autostrade e scuole. Noi ci ammetteremo anche sanità in Europa rispetto all'economista americano. In ogni caso deve uscire da una miriade di attività e usare criteri privatistici nelle attività che mantiene. Un docente bravo va pagato più di uno scarso. È importante come si spende il denaro e non solo quanto se ne raccoglie. Sul lavoro, per quanto riguarda il mercato del lavoro, il modello americano è così terribile? Chiede Repubblica. Ma che, risponde l'economista reganiano, fra sussidi e provvidenze spesso conviene vivere col welfare, smentendo quel che diceva Kennedy. Il miglior welfare lo dà uno Stato che ti induce a cercare un lavoro, diceva Kennedy. Non è così attualmente in America, secondo Laffer. E vorrei smentire un altro punto. Neanche da noi c'è coordinamento fra politica monetaria e fiscale. La Banca Centrale Americana ha ecceduto con gli stimoli di spesa, 3,7 trilioni di dollari in un anno, cioè la Banca Centrale Americana ha buttato sul mercato qualcosa come 3.700 miliardi di dollari, una volta e mezzo le entrate fiscali. Mai sentito di un'economia tartassata e prospera nel contempo. Si sono create bolle di liquidità che scoppieranno presto, secondo l'economista Arthur Laffer. Questo negli Stati Uniti. Però adesso noi dedichiamo una bella canzone, un classico, per la verità, ci mancherebbe altro, perché siamo ancora inebriati, diciamolo, ammettiamolo, io lo ammetto, ma credo anche voi, dalla lettura di quel fantastico mensile che ci invita a spendere, 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 spendere e non preoccuparsi di quanto vanno male le cose, di quanti pochi soldi abbiamo. Bisogna ridere, spendere e godere della bellezza. Dai, chiuda su! Sì, 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 sì,
24 Ore, ovviamente il nostro piangere, il piangere dei villain, di quelli che non possono pensare, e fanno malissimo, di pensare di comprarsi gli stivali da 2.600 euro. Fa malissimo il nostro piangere, fa male al ricco, al cardinale, al PIL, al Made in Italy e al direttore del Sole 24 Ore. Per cui datevi da fare, veramente, mettetevi una mano sul portafogli e mando a tutte le preoccupazioni. Tanto ce la fate pagare le tasse, se non ce la fate vi arriva la penale, vi raddoppia la cifra, ma ci pensate domani, per dopodomani, anzi fra un bel po'. Domani andate a fare un po' di acquisti. Il Made in Italy degli stivali di Sturz Weimansmann, che fin nel nome naturalmente racconta la sua origine italiana. È fantastico, quel mensile lì va letto da cima a fondo, è veramente molto bello. Stiamo parlando del mensile del Sole 24 Ore, quello nuovo. È stupendo, è un inno alla gioia, alla vita e alla bellezza e all'ottimismo. Mentre sull'Espresso di oggi stiamo un po' sul leggero, perché voi direte: ma chi comanda a Palazzo Chigi? Secondo l'Espresso la risposta c'è: comanda la vigilessa. Antonella Manzione, ex capo della Polizia Locale di Firenze, è diventata il vero braccio destro del Premier e decide tutto. Mentre è ripreso il pressing su Del Rio per la candidatura in Emilia, anche il rapporto con i ministri passa da lei, ci racconta l'Espresso. Vero sì, vero no, ce lo godiamo così. Nel palazzo hanno smesso, Palazzo Chigi naturalmente, Presidenza del Consiglio, hanno smesso di definirla la vigilessa, come facevano fino a poche settimane fa. A lungo è stata considerata la dirigente che prima di prendere qualunque decisione avvertiva: il Presidente dice che. Adesso invece cominciano a temerla, si chiedono dove voglia arrivare. È vertiginosamente salita, scrive l'Espresso con Marco da Milano, nella gerarchia di Renzi, informale e difficile da decifrare come una nomenclatura sovietica. Qualcuno la chiama la governante, perché deve rimettere a posto la babele di decreti fantasma, riforme annunciate e non presentate, rivalità tra apparati. Fuor di metafora, di confusione al primo piano di Palazzo Chigi ce n'è parecchia: mail, post-it, pennarelli, fogli che volano, il pallone da rugby che Renzi ha riportato dal vertice della NATO in Galles, sembra una scolaresca, è lo staff del Premier. E a comandarlo c'è la vigilessa, scrive l'Espresso. Antonella Manzione, 51 anni, lucchese di origini avellinesi, però di Forte dei Marmi, ha guidato per anni i vigili urbani di Firenze. Nel suo curriculum Antonella Manzione vanta l'insegnamento di diritto negli istituti superiori, seminari su temi come il sinistro stradale, disturbo della quiete pubblica e degrado urbano, la guida in stato di ebbrezza, criticità operative al momento dell'accertamento e pubblicazioni sui veicoli in stato di fermo, sequestro, confisca e abbandono, ma anche un romanzo. Il romanzo scritto dalla vigilessa, che è diventata il capo dell'ufficio legislativo di Palazzo Chigi, si intitola Miranda va alla guerra, premio miglior scrittore 2010 di Toscana, trama autobiografica. Racconta la storia di Martina, una donna che al vertice della carriera si ritrova con la leadership in discussione. Dal mese di maggio ha cambiato materie la signora Manzione, si occupa di giustizia, di pubblica amministrazione, di infrastrutture. Catapultata a Roma alla guida del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio, da cui passano tutti i decreti e i provvedimenti di legge del governo, non più i sinistri stradali o il disturbo alla quiete pubblica o la trama del romanzo autobiografico. Posto che in genere spetta a consiglieri di Stato e a giuristi di fama, quello ricoperto da Antonella Manzione, la Corte dei Conti l'aveva infatti bocciata per mancanza di requisiti. Poi i requisiti sono stati trovati, scrive l'Espresso. La scommessa più azzardata del cambio verso di Renzi, la scommessa che lo riassume tutto, è proprio lei: trasformare una dirigente dei vigili urbani di Firenze nel numero 1 dell'ufficio legislativo del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio. Il pre-consiglio dei ministri, il palcoscenico prediletto da capi di gabinetto, direttori generali, capi degli uffici legislativi dei ministeri, che si esercitano nello spettacolo d'arte varia della rivalità e del veto, insomma quel luogo dove c'è gente che vive nell'attesa di una telefonata da Palazzo Chigi
e se non la ricevono impazziscono, racconta uno che fa parte del giro di Palazzo Chigi. Il regno del formalismo giuridico è il dipartimento guidato dall'ex capa dei Vigili Urbani di Firenze. Lì la forma significa sostanza e potere. Tocca proprio ad Antonella Manzione domare queste belve feroci dell'alta burocrazia. Antonella va alla guerra, scrive l'Espresso, contro il partito dei consiglieri di Stato, contro l'apparato che si sente sfidato dalla macchina da guerra renziana e contro il capo di gabinetto del Ministero dell'Economia, Roberto Garofoli, il rivale più ostico, oggi con Padoan, ieri con Enrico Letta, l'uomo che deve approvare le misure del governo dal punto di vista del quattrino finanziario. Risultato, secondo l'Espresso, il caos. I 2 decreti che devono segnare l'inizio dei 1000 giorni di Renzi, il decreto Sblocca Italia e la riforma della giustizia civile, sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri il 29 agosto, presentati alla stampa e poi si sono inabissati, non pervenuti per giorni al Quirinale per l'esame del Presidente della Repubblica. Non è la prima volta che accade. Il decreto sulla pubblica amministrazione, Madia, fu approvato dal governo il 13 giugno, arrivò al Quirinale 11 giorni dopo. In mezzo, giri di bozze come a un tavolo da poker, intere parti cancellate, irritazione del Quirinale per un testo che di definito aveva solo il titolo. E ora ci risiamo, racconta l'Espresso. Nel transito dalle burocrazie ministeriali al pre-Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri vero e proprio, e poi da Palazzo Chigi al Quirinale, le norme cambiano, mutano pelle, svaniscono. Quella sulle aziende municipalizzate da accorpare doveva essere uno dei punti centrali del decreto Sblocca Italia. Si è volatilizzata. La riforma della giustizia è oggetto del braccio di ferro tra Presidenza del Consiglio e Ministero della Giustizia, per non parlare dei litigi con i ministeri di spesa più pesanti, economia e infrastrutture. Con la dottoressa Manzione, tipa tosta, riconosciuta come gran lavoratrice, che ha il mandato di avvocare, cioè di chiamare a sé, a Palazzo Chigi, tutti i dossier. I ministeri però oppongono resistenza. Non è che i capi di gabinetto siano diventati all'improvviso degli incapaci. Se i testi legislativi non arrivano sul tavolo della Presidenza del Consiglio, vuol dire che c'è chi li blocca, per poi dare a Renzi la colpa della lentezza, racconta un dirigente della Presidenza del Consiglio. È sempre successo che i decreti fossero approvati con la postilla salvo intese, erano i decreti copertina, con i fogli in bianco. Almeno, dice il dirigente, adesso abbiamo le slide. Ma l'impasse in cui si trova il governo, improvvisazione, sovraffollamento, troppi treni sugli stessi binari, porta il segno della stagione renziana. L'accentramento di tutte le funzioni governative nella figura del premier e del ristretto gruppo di lavoro, i ministri sono semplici comparse, al cui non corrisponde una macchina in grado di girare a 1000 e una squadra affiatata. E qui, per inciso, con tutta la quantità di dipendenti che ha Palazzo Chigi, sono migliaia, nei progetti iniziali doveva organizzare tutta questa macchina il sottosegretario Del Rio, ma le buone intenzioni si sono infrante sulla tensione tra il segretario generale Mauro Bonaretti e il clan toscano. Bonaretti se l'è portato Del Rio, non va d'accordo con i renziani. Ora tocca all'ex vigilessa Manzione. Tra lei e Renzi fiducia assoluta da quando l'allora sindaco di Firenze la chiamò a ricoprire un doppio incarico, capo dei vigili urbani e city manager del comune di Firenze, in virtù delle sue capacità ma anche delle sue parentele, perché il fratello Domenico Manzione, magistrato, è stato a lungo pubblico ministero a Lucca, nella procura diretta da Giuseppe Quattrocchi, che fu promosso capo della procura di Firenze quando Renzi era sindaco. Oggi Quattrocchi ha lasciato la magistratura e, guarda caso, è diventato consigliere del nuovo sindaco di Firenze, il renziano Dario Nardella. Manzione è sottosegretario agli interni del governo Renzi, uomo di fiducia del premier al Viminale, cioè il fratello della vigilessa, della capa dei vigili di Firenze, che è diventata capa del Dipartimento Affari Giuridici della Presidenza del Consiglio, cioè di Renzi. Il fratello della vigilessa, dell'ex vigilessa, è diventato, lasciata anche lui la magistratura, sottosegretario agli interni nello stesso governo Renzi. La sorella è la sentinella piazzata a Palazzo Chigi. Passata dalle strade di Firenze alle stanze del potere romano, è diventata una pedina fondamentale del renzismo di governo, quello che non vive di selfie, ma che punterebbe e avrebbe l'ambizione di durare
Era qua. C'era Giorgio Gaber, l'Armando, 1964. Tornando invece a Renzi, Libero ci racconta un'altra storia quotidiana, il falco renziano, trattasi di Roberto Reggi, ex sindaco di Piacenza, divenuto sottosegretario pure lui, scivola sul conflitto di interessi, secondo quel che scrive Paolo Emilio Russo, il sottosegretario, fedelissimo di Renzi, nominato all'Agenzia del Demanio, ma una legge del 2004 vieta di passare direttamente dal governo a un ente pubblico, mentre si può passare tranquillamente dal governo al Consiglio Superiore della Magistratura. Vi ricordate il conflitto di interessi? Scrive Libero, quello spettro agitato contro Berlusconi? Una legge per regolamentarlo fu fatta. Chi la chiedeva allora, oggi ne fa carta straccia, come dimostra la nomina del sottosegretario Roberto Reggi alla direzione di un'agenzia pubblica, peraltro anche la nomina del sottosegretario Legnini al Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio dei Ministri mercoledì ha dato avvio, su proposta del ministro Padoan, alla procedura per conferire l'incarico di direttore dell'Agenzia del Demanio a Roberto Reggi, già sindaco PD di Piacenza, il coordinatore della campagna elettorale di Renzi per le primarie del dicembre 2012, non fu candidato alle politiche nel 2013. Rimasto disoccupato, è stato risarcito con una nomina a sottosegretario all'istruzione con Stefania Giannini, non appena Renzi è diventato premier. Ringrazio per aver avanzato la mia candidatura, vedremo se tutto andrà per il meglio, credo di essere pronto per questo incarico. Mi dispiacerà lasciare quello attuale, ha detto l'altro giorno Reggi. Nel caso venissi nominato al Demanio, per qualche tempo dovrò fare il doppio sforzo. Non potrò abbandonare di netto il ministero, ha dichiarato Reggi. Peraltro c'è una legge 215-2005, incompatibilità tra incarico di governo e cariche in uffici pubblici, che perdura per 12 mesi dal termine della carica di governo. Ma le leggi sono testi noiosi, è meglio essere creativi in certi casi. Di poltrone si occupa anche Stefano Feltri insieme a Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano di oggi. Renzi non può nominare se stesso e così indica quelli che lo incarnano, lo diffondono, lo proteggono. Renzi, naturalmente. Non importa se la nomina deve conservare un minimo di rigore istituzionale, una traccia di imparzialità. Vi dimando una pratica istruita da Luca Lotti, che è uno dei più stretti collaboratori di Renzi. Al Consiglio Superiore della Magistratura Renzi ha mandato l'ex bersaniano Giovanni Legnini,
che anche Enrico Letta aveva arruolato a Palazzo Chigi. E non sarà una poltrona figurina. L'abruzzese Legnini sarà designato capo, erede di Michele Vietti, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il numero 2 di Napolitano, che presiede il CSM. Legnini in sé, scrive il Fatto Quotidiano, non c'entra nulla, le referenze si possono rendicontare. È il metodo da conquistatore totale che non è mai esistito neanche col vorace Berlusconi. Pensa un po' cosa ti scrive il Fatto di oggi. Legnini è sottosegretario al Tesoro, stessa carica di Roberto Reggi, di cui abbiamo parlato prima, in pectore direttore dell'Agenzia del Demanio, anche se la legge lo vieterebbe. Vieterebbe è un condizionale più che mai d'obbligo, trattandosi di leggi italiane. Reggi ha completato la riabilitazione e si è meritato appunto il trasloco all'Agenzia del Demanio per vendere immobili statali, ma soprattutto per gestire la colossale riforma del catasto. Attenzione amiche e amici all'ascolto, mano al portafoglio, perché riforma del catasto vuol dire si pagherà di più di tasse sulla casa. L'ex sindaco di Piacenza fu peraltramente il coordinatore delle primarie contro Pierluigi Bersani, per conto di Renzi naturalmente. Non fu candidato in Parlamento, è stato messo a fare il sottosegretario all'istruzione e adesso appunto all'Agenzia del Demanio, come abbiamo detto prima. Le promozioni di Renzi, scrive il Fatto Quotidiano stamani, non seguono una logica perché poi producono pastrocchi. Lo spostamento di Legnini, attuale sottosegretario all'economia, è un pastrocchio. Il docente in aspettativa che dovrà governare i magistrati in questi mesi si è comportato da referente affidabile di Palazzo Chigi al Ministero del Tesoro, dove è sottosegretario, sempre in stretto contatto con il fiorentino Lotti. Hanno entrambi una pesante delega al CIPE, il Comitato Interministeriale Programmazione Economica, dove si sbloccano progetti per decine di milioni di euro. Adesso Legnini dovrà badare alla delicata legge di stabilità in un ministero controllato dal tecnico dalemiano Piercarlo Padoan e da una coppia di ex collaboratori di Enrico Letta. Roberto Garofoli, capo di gabinetto che abbiamo già nominato prima, e Fabrizio Pagani, capo segreteria. Con l'ex animatore della Fondazione Vedrò di Enrico Letta, Garofoli stava a Palazzo Chigi, segretario generale, rimosso per far spazio a Mauro Bonaretti, che Graziano Del Rio si è portato da Reggio Emilia. Risultato, l'uomo di Del Rio, Bonaretti, non tocca palla, perché la vigilessa Antonella Manzione comanda la macchina burocratica. Il bello o il brutto è che il non renziano Garofoli muove le leve al Ministero del Tesoro. Ma Renzi ricicla anche gli amici degli amici. Vedi il caso del sindaco di Arezzo Giuseppe Fanfani, nipote di Amintore, che va al Consiglio Superiore della Magistratura, designato da Maria Elena Boschi, aretina anche lei, come l'aretino Fanfani, con l'ostinazione di chi deve presidiare gli angoli del potere e il centro del potere. Renzi perde un interlocutore decisivo in via 20 settembre al Ministero dell'Economia. Esemplare il caso di Reggi. Se la scuola è il primo pensiero di Renzi, all'istruzione non c'è più un PD. Il ministro Stefania Giannini è di Scelta Civica, i sottosegretari Toccafondi di Forza Italia e Donghia dei Popolari per l'Italia. Anche il destino di Carlo Cottarelli è deformato dalla tattica del mi prendo tutto. Prima l'ha commissariato con i fidati Taddei e Gutgeld, poi lo ha immolato Renzi in pubblico per giustificare i ritardi della spending review. E poi c'è un altro caso. Renzi vuole il posto nel consiglio di amministrazione RAI, che sarà presto lasciato libero dall'uscita di Luisa Todini, in quota Forza Italia, che da maggio è diventata presidente delle Poste Italiane. Al Partito Democratico non spetta quella poltrona in RAI, ma i frequenti e trasversali patti con Berlusconi possono consentire ai democratici di raccattare un'altra sedia nel servizio pubblico, sfruttando i numeri in commissione di vigilanza. Renzi ha piazzato qui il suo commercialista, Marco Seracini, nell'ENI come sindaco, ha piazzato il suo avvocato Alberto Bianchi all'Enel e il suo finanziatore Fabrizio Landi in Finmeccanica. A Palazzo Chigi ha perfino importato il fotografo compaesano, scrive il Fatto Quotidiano in tema di nomine renziane. Sempre dal Fatto poi citiamo anche il politologo Gianfranco Pasquino, interpellato sul caso dell'Emilia Romagna. Il Partito Democratico in Emilia, dice Pasquino, che sicuramente è un gufo e altrettanto sicuramente è uno della vecchia guardia, è nostalgico.
Il Partito Democratico in Emilia va azzerato, il vertice ignora gli iscritti, la deriva morale è iniziata con il sindaco Del Bono, qualcuno ne ricorderà la storia, Bonaccini, uno dei due pretendenti alla presidenza della regione Emilia-Romagna, faceva parte del consiglio regionale dove la metà sono indagati, lui stava lì e reggeva il partito. Dopodiché ci sono gli elenchi sul Fatto Quotidiano, ma non preoccupatevi, sugli altri giornali non lo trovate per niente, in base a quel principio per cui se ne parla 2 giorni e si archivia in certi casi, se ne parla per settimane in altri per far rimanere un po' di memoria collettiva. Quindi rubavano solo in Piemonte, in Veneto e in Lombardia. In Emilia-Romagna no. Marachelle, cose minori che si dimenticano presto. Alberghi, cene, mimose, un gioiello Tiffany, tante troppe auto a noleggio, ma no, ma non è vero, non è affatto vero. Mentre, ma sì dai, sentiamoci un altro pezzo e poi ci ascoltiamo, ci sentiamo, ci leggiamo una bella intervista. A1, A2, A1, 2, 3, il titolo è
naso nel pettine mentre leggiamo questa fantastica intervista che compare oggi su Repubblica, giusto per capire un po' come funzionano le parti di Forza Italia in questo momento, a quella che Tommaso Ciriaco, con poco rispetto, definisce la zarina, la custode, la tesoriera in tempi di crisi nerissima, la senatrice Maria Rosaria Rossi, che è il ponte levatoio che collega Arcore, Berlusconi, al mondo esterno. Nel cortile di Montecitorio si svolge questa intervista, è una processione di parlamentari che le chiedono udienza alla senatrice Maria Rosaria Rossi, il ponte levatoio che collega Arcore al mondo esterno. I colleghi prima o poi mi accoltelleranno, dice in premessa la senatrice Rossi. Siamo messi malissimo come quattrini, come schei. Non c'è una lira. Ieri un suo collega, un giornalista, mi ha offerto scherzosamente 5 euro. Gli ho mandato l'IBAN, dice la senatrice Rossi. Sono arrabbiata. Dobbiamo renderci tutti conto che il Presidente ci ha dato tanto e per noi adesso è il momento di dare. Chi non lo capisce, sinceramente, non può stare nella nuova Forza Italia. Violante alla Corte Costituzionale. Secondo me non passa, dice la senatrice Rossi. Sarebbe il bis dei 101 nel PD. Secondo me anche alcuni renziani non l'hanno votato. A Forza Italia mancano invece 202 voti per eleggere l'altro giudice della Corte Costituzionale in quota Forza Italia, Catricalà. Ma secondo la senatrice Rossi sarà eletto. Non è successo oggi, sarà alla prossima votazione. Si voterà nel 2015, elezioni politiche? Assolutamente sì, è sicura il ponte levatoio. Io penso che Renzi voglia tornare al voto subito. Vedo cose, vedo movimenti, lo capisco dai segnali intorno a lui. Per me è chiaro che finirà così. Se continua così si indebolisce, ha tutto da guadagnare ad andare al voto, anzi deve sbrigarsi. Quanto a Berlusconi, guardi che è Renzi che decide, non Berlusconi. C'è chi dice che Forza Italia governi dall'opposizione. Vabbè, se già governiamo da fuori il palazzo, vorrà dire che dopo il voto governeremo da dentro il palazzo. Renzi è un bravo ragazzo, giovane, dice la senatrice Rossi, non può essere da solo la soluzione. Abbiamo bisogno anche di... Avete indovinato, Silvio Berlusconi. Se si vota, magari finisce con nuove larghe intese. Non saprei. Di certo Renzi, che non è comunista, potrebbe essere un'opposizione gradevole. Seriamente le dico, con Renzi ci sarà un rapporto costruttivo. Intanto Berlusconi e Renzi vanno d'accordo, ma lo fanno per il paese, si inalbera la senatrice Rossi. Teniamo duro per le riforme. L'alleanza tra Forza Italia e il nuovo centrodestra? Che altro possiamo fare, dice la senatrice Rossi. Non è un problema di Angelino o di Antonino. Per governare abbiamo il dovere di stare uniti. Si può ricostruire un rapporto tra Berlusconi e Alfano? Ci dobbiamo unire, per forza, dice la senatrice Rossi. È qualcosa che va oltre l'antipatia e la simpatia. Va ricostruito un rapporto politico, insieme, punto e basta. Poi il rapporto personale, non so se sarà possibile ricostruirlo. Con quale leader? Con uno. Il leader è Berlusconi. Anzi, è un Berlusconi, è la precisazione significativa che fa la senatrice Rossi. Un Berlusconi, non per forza Silvio, fa capire. Mica ho detto 10, ne basta uno. Intanto Forza Italia è in rivolta, l'ex presidente della Puglia Fitto reclama le primarie, ognuno ha le sue ambizioni, dice la senatrice Rossi, le primarie però non sono previste, da noi non se ne parla, magari altrove, poi certo ognuno può dire la qualunque, ma noi non ne abbiamo bisogno di primarie per la nostra storia e per la nostra cultura. Abbiamo un capo di coalizione senza primarie. Le ultime domande vanno sul gossip rosa. Lei e Pascale siete le sentinelle del cerchio magico del Cavaliere? Domanda Tommaso Ciriaco. Risponde la senatrice Rossi. Guardi, ho sentito parlare di cerchio magico. Non so se è un cerchio o un quadrato, so però che c'è un magico. Un magico naturalmente è chi è? È Silvio Berlusconi. Ma è vero che quest'estate il rapporto tra Berlusconi e la fidanzata è entrato in crisi? E risponde la senatrice Rossi, magari tutte le coppie fossero in crisi come loro. Se così è, auguro a tutte le coppie di essere in crisi così. Intanto la senatrice Rossi è finita sulla copertina di chi? Il direttore Signorini è stato uno stronzo, ride la senatrice Rossi. Si vede che ho un po' di pancia.
Chopin ha scritto anche delle canzoni Chopin popolari polacche. Życzenie, cioè desiderio, in sol maggiore, opera 74 numero 1, una canzone vera e propria composta nel 1829 da Friedrich Chopin, interpretata in questo caso da Ursula Krieger, mezzo soprano, e Ruggero Laganà al fortepiano. Peraltro Chopin scrisse canzoni per l'intero corso della sua vita, dalla prima appunto del 29, quella che abbiamo appena ascoltato, fino all'ultima del 1847, 2 anni prima della morte, per puro diletto e senza nemmeno annotare le canzoni in partitura, prendendo spunto da opere letterarie tutte riconducibili ad amici che avevano in comune la patria polacca. Bruttissima parola, patria, va cancellata dal vocabolario perché bisogna essere globali e prefigurati dai profughi che arrivano, come dice la Presidente della Camera Boldrini. Quel tipo di persone lì bisogna essere globali, pronti a spostarsi in quel modo. È una prefigurazione, ha detto la Boldrini, del futuro che abbiamo davanti noi, dice la Presidente della Camera. Mentre, brevemente, fra le notizie di politica interna, ancora su al nord per fare i professori, in Puglia cattedre vuote. C'è Libero che parla di questa, che definisce schizofrenia scolastica, i dati parlano chiaro. 160 posti vacanti nella regione Puglia perché i docenti non si sono presentati. I sindacati parlano di fuga incessante se non cambiano le graduatorie. Il 53% delle 28.000 cattedre messe a disposizione dal Ministero per le assunzioni di quest'anno andranno a scuole del nord, ma il grosso sarà appannaggio di docenti meridionali. Nella lista della primaria di Firenze e provincia, per fare un esempio, le prime 55 posizioni sono occupate 16 da siciliani, 33 da campani, 2 da calabresi. Sono 160 su 1399 in Puglia gli insegnanti che non hanno risposto presente all'inizio dell'anno scolastico. Quest'anno torneranno sui banchi 624.000 ragazzi, 6.700 in meno dell'anno scorso, 132 classi in meno. Calano anche le cattedre, nel 2014-2015 in Puglia saranno 632 in meno. Mentre sempre dal giornale di oggi invece, ma sempre dicevamo in relazione all'argomento nord-sud, in questo caso ancora sud, in Sicilia coi soldi pubblici pagavano anche le messe, ennesima sprecopoli, si fatica a contarle le sprecopoli sicule, sono 97 gli indagati per peculato. La Corte dei Conti porta alla luce le spese pazze in regione Sicilia, tra cene e fiori, anche la commemorazione del caro estinto con la cerimonia funebre, con le messe in suffragio naturalmente, un mazzo di mimose, la gita della figlia, il canone RAI, la tassa sui rifiuti. Sono alcune delle voci di spesa che sarebbero state pagate con i fondi pubblici dall'ex capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea siciliana Antonello Craccolici, secondo la Corte dei Conti. Ma l'indagine dei giudici contabili non investe solo il gruppo del PD, c'è anche qualcosa di più curioso
della tassa televisiva scaduta saldata con i soldi pubblici, 200 euro di elemosina versati alla parrocchia da parte del gruppo dell'UDC. In particolare hanno ricostruito alla Corte dei Conti si sarebbe trattato dell'offerta per 5 messe a suffragio del padre di Francesco Cascio, ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana, nella parrocchia di Sant'Eugenio Papa a Palermo. Il gruppo dell'UDC avrebbe esercitato la carità parrocchiale e il suffragio al defunto, attingendo al tesoretto destinato all'attività politica. Di Frédéric Chopin si intitolava Gia Dubbi, cioè ciò che a lei piace, in La maggiore, opera 74, numero 5, 1829, anche questo l'anno di composizione. Brevissimamente abbiamo citato il giornale, l'articolo di Carlo Lottieri che recensisce il ritorno in libreria della biografia di Carlo Cattaneo, scritta dal giornalista Romano Bracalini, Vita e opere di Cattaneo, il profeta federalista che capiamo solo oggi, scrive Lottieri. Le sue idee sono sempre attuali. Il pensatore liberale lombardo aveva teorizzato un'Italia dei comuni che valorizzasse le diversità, ma nessuno lo ascoltò. La lotta contro lo statalismo sabaudo lo costrinse alla solitudine e all'esilio. Viene ripubblicato il libro di Romano Bracalini. A proposito di libri, sempre sul giornale, va segnalato anche un altro autore che è indispensabile per capire l'Unione Sovietica, Vassili Grossman, Un angelo in volo sull'inferno sovietico, titola il giornale. A 50 anni dalla morte un convegno a Mosca su Vassili Grossman, dalle rivoluzioni di inizio Novecento alla dittatura staliniana e alla guerra, l'opera di uno scrittore ormai entrato nel pantheon della letteratura russa. Le sue opere Vita e Destino e l'altro libro Tutto scorre sono dei classici, ma c'è molto altro da scoprire. Uomo di grande umanità, ebbe compassione anche per molti dei Giuda che lo tradirono.
i comportamenti di senatori e deputati. Da noi sembra essere fantapolitica, sostiene Giovanni Grasso, che è autore di questo dossier sui nuove regole di finanziamento della politica. Non sarebbe garanzia la nuova legge in Italia di trasparenza, anzi lascerebbe parecchi punti oscuri. La affronteremo questa questione perché comunque è una questione degna di rilievo, ovviamente, alla quale oggi Avvenire dedica 2 pagine, con un'intervista anche a Pierluigi Petrillo, costituzionalista, che ha dedicato parte dei suoi studi alle lobby, ai gruppi di pressione. Soldi privati ai partiti, questa legge è un colabrodo, dice Petrillo, non c'è un vero obbligo di trasparenza e il tetto dei 100.000 euro, tetto per le donazioni ai partiti, la nuova legge sul finanziamento prevede un tetto di 100 milioni di euro in assoluto per le elargizioni di 100.000 euro, per le elargizioni di singolo soggetto a un partito politico, a ciascun partito politico, che il soggetto sia persona fisica o società. La legge non vieta però elargizioni multiple, purché ognuna non superi il tetto stabilito. La nuova norma innalza dal 26 al 37% la detrazione per i contributi privati ai partiti fino a 20.000 euro, che ad oggi rappresentano la stragrande maggioranza. Il tetto sarà aggirabile con facilità, secondo il professor Petrillo, intervistato da Avvenire. Conosceremo i nomi di società e aziende che destineranno fondi alle organizzazioni politiche, quanto, a chi e perché verseranno. Con le norme appena approvate la risposta è no. Ma ne riparleremo, ripeto, perché la questione è lunga, così come vanno citati gli articoli di Pio Pompa sul Foglio di Giuliano Ferrara, che poi sia oggetto dello scherno di travaglio perché lavorava con Pollari a servizi segreti, poco importa, le notizie sono sempre notizie. Indovina con chi faceva a box il jihadista della strage di Bruxelles, è il titolo dell'articolo che oggi compare sul Foglio, che parte peraltro dal grandissimo fascino, diciamo così, che sta esercitando sul web il boia di James Foley e di Steven Sotloff, cioè il tizio che parla inglese, il quale ha sgozzato i 2 giornalisti americani. Bisogna mettere fine a questo seguito costante dell'orrore, a questo sequel, perché la prossima vittima è stata annunciata, sarà il britannico David Cawthorne Haynes. Bisogna catturare o uccidere questo John il britannico, lo sgozzatore, che è il capo del nucleo composto da mujahideen di varie nazionalità, ma prevalentemente francesi, italiani, britannici, statunitensi, libici e iracheni, che in Siria si occupa della gestione anche mediatica degli ostaggi detenuti dallo Stato islamico. Da qui l'importanza degli interrogatori a cui è stato sottoposto dopo il suo arresto a Marsiglia il 30 maggio scorso l'autore della strage al Museo ebraico di Bruxelles, Mehdi Nemmouche, indicato dagli ostaggi francesi François Elia Thor e Nicolas Henin, il giornalista, liberati il 18 aprile, come uno dei loro carcerieri. Da loro sarebbe emersa anche la vera identità del boia britannico, che in passato avrebbe affidato proprio a Mehdi Nemmouche anche la custodia di Foley e Sotloff, i 2 decapitati. Ma l'informazione per ora è tenuta segreta. I 2 jihadisti erano amici e si dilettavano a tirare di box e ad ascoltare e cantare canzoni rock e rap, sicché sia i servizi francesi sia quelli britannici sarebbero da tempo in possesso della vera identità del boia britannico, cosa che ha consentito al governo di Londra di inviare in Siria un comando di truppe speciali e uomini dell'intelligence per tentare la cattura, vivo o morto, di John il britannico, il decapitatore, che era amico di Mehdi Nemmouche, autore della strage al Museo ebraico di Bruxelles. Ma chiudiamo con un paio di notizie che sono notizie di cronaca, una francamente preoccupante dal Corriere della Sera in cronaca di Monza e Brianza. L'AIDS tra i giovanissimi è in aumento, è aumentato anzi su base annua del 10%, perché manca informazione, dice il dottor Andrea Gori, direttore reparto malattie infettive dell'ospedale San Gerardo di Monza. Il numero di diagnosi di AIDS è in aumento, il 10% in più, 170 nuovi casi a Monza nel 2013. Sono i dati allarmanti che arrivano dall'unità malattie infettive dell'ospedale San Gerardo di Monza. Di AIDS si parla sempre meno, dice il dottor Gori che dirige il reparto, ma il virus colpisce inesorabile e le vittime sono soprattutto giovani, omosessuali, tra i 18 e i 20 anni, che si espongono molto inconsapevolmente al rischio di contrarre il virus. E infine, sempre dalla pagina di cronaca di oggi,
il caso di Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi e l'accusa di nuovo nei confronti di Alberto Stasi, dal DNA non si potrà capire nulla, perché potrebbe essere di Stasi, ma non ci sarà alcuna certezza. L'esito della perizia sulle unghie di Chiara. Sono semplicemente compatibili 5 marcatori su 17, ma il materiale genetico è scarso e degradato, dunque non si potrà giungere a nessunissima certezza. E se anche si fosse giunti a qualche certezza, Stasi era il fidanzato di Chiara Poggi, non era così improbabile trovare DNA. In ogni caso ci salutiamo qui con un bel pezzo allegro, ma lo chiudiamo qua, è un bellissimo pezzo di vecchio ragtime.